E allarme in Veneto sul fronte degli ammortizzatori sociali. Parliamo di cassa integrazione straordinaria, mobilità, solidarietà, insomma di quegli strumenti di aiuto che Stato e Regioni mettono a disposizione delle aziende in crisi per accompagnare i lavoratori in difficoltà. Ebbene, Regione e sindacati lo gridano a gran voce. Per molte procedure aperte si avvicinano le scadenze, la prossima è il 30 giugno e dopo quella data c'è un grosso punto interrogativo. Lo Stato ha stanziato 35 milioni per il Veneto, troppo pochi, ne servirebbero almeno altri 100. La cassa in deroga va rifinanziata e poi vanno adottati sistemi che snelliscano le procedure e che le persone possano avere più velocemente i soldi. Molto si è fatto in Veneto per aiutare le persone quando perdono un lavoro, il sussidio, l'orientamento, la formazione. È troppo poco e l'incontro tra domanda e offerta è ancora troppo lento e farraginoso. E se le aziende del Veneto che stanno facendo ricorso alla cassa integrazione straordinaria sono in numero uguale al 2013, quelle che negli ultimi 12 mesi hanno aperto la procedura di crisi, anticamera della cassa, della mobilità, del fallimento e di altre conseguenze per i lavoratori, in Veneto sono ben 1988 per un totale di quasi 45.000 lavoratori coinvolti. La situazione peggiore a Treviso con 462 aziende interessate, seguita da Padova con 436, più staccate Venezia con 351, Vicenza con 337 e Verona con 272, mentre numeri più contenuti si registrano a Rovigo e Belluno con 81 e 59 aziende rispettivamente. Anche sul fronte dei lavoratori sono Padova, Treviso e Venezia le province più coinvolte, con un numero che va dagli 8 ai 10.000 addetti ciascuna, poco più di 6.000 a Verona e Vicenza, attorno ai 2.000 lavoratori interessati da queste procedure a Belluno e Rovigo. Secondo i sindacati non esistono alternative al rifinanziamento della cassa integrazione, che nell'ultimo anno in Veneto è stata autorizzata per quasi 48 milioni di ore. Queste persone vanno aiutate a costruirsi una nuova professionalità e a trovare un altro lavoro. In ogni caso non possono essere abbandonate. D'altro caso sarei molto stupita in negativo che il governo, che parla anche di salario minimo, che parla di sostegno ai ceti più deboli, non affrontasse seriamente il tema di chi un lavoro lo perde e ha necessità di essere sostenuto con un sussidio.